appuntamento con Morsi di Sicilia, ho deciso di proporvi una ricetta antica, una ricetta del cuore, perché me la faceva mia nonna e oggi vi propongo proprio la sua versione, il macco di fave. È una ricetta tradizionale, semplice, completamente vegetariana. Mettiamoci subito all'opera. Per prepararla vi serviranno delle fave secche che sono state reidratate in acqua per 24 ore e spellate, del sedano, della carota e della cipolla e qualche pomodorino, il finocchietto selvatico, importantissima per questa ricetta, e delle verdure di campo. In questo caso c'è cicoria, biete selvatiche e foglie di senape. Diciamo che l'aggiunta della verdura è facoltativa, mia nonna la metteva, ne metteva in abbondanza e insomma ho detto che vi propongo la sua versione, quindi mettiamoci all'opera. Dimenticavo gli spaghetti spezzati, perché col macco di fave tradizionalmente ci si prepara la pasta, si può mangiare anche senza, ed è abitudine utilizzare gli spaghetti spezzati. Iniziamo da sedano, carote, cipolle e pomodori, con i quali avvieremo un piccolo soffritto base del brodo dove andremo a cuocere le fave. Mettiamo anche il cipollotto, questo è un cipollotto rosso di Tropea, ma potete utilizzare anche la cipolla, e voilà. Aggiungiamo un filo d'olio, giusto un filo, perché ci serve che un po' attacchino alla pentola, e accendiamo. Li facciamo giusto rosolare un pochino, potete omettere questo passaggio, quindi evitare di fare il soffritto, ma così è più saporito. Questo legume straordinario, le fave, io ricordo perfettamente mio nonno che le coltivava nel suo piccolo orto e poi venivano raccolte quasi tutte in una volta, quindi in famiglia, tutti uniti attorno al tavolo le spicchiavamo. Una parte venivano consumate fresche, il resto venivano essiccate per poi essere consumate fino alla produzione successiva. Era un lavoraccio, perché una volta essiccate, venivano essiccate con la buccia, poi venivano messe a mollo e venivano pelate ad una a una. Anche io queste con mio marito le ho pelate ad una ieri sera, proprio perché sono le fave dell'orto di mio suocero. Certo, è un lavoro, però quanti ricordi. Appena iniziate a sentire il profumino di soffritto, andiamo a bloccare la cottura delle verdure, aggiungiamo le fave, anche i pomodorini, e copriamo tutto con acqua fredda. Un master consiglio: quando cuocete i legumi secchi partite sempre ad acqua fredda ed evitate di aggiungere il sale all'inizio, aggiungetelo solo a cottura inoltrata, così vi assicurerete dei legumi cotti perfettamente. A questo punto misceliamo il tutto e facciamo andare il nostro macco di fave per almeno un'ora. Trascorsa un'ora di cottura, il nostro macco è a buon punto. Le fave si sono ammorbidite, ma ancora non sono del tutto sfaldate, perché per il macco perfetto le fave devono diventare una crema. Ma ci stiamo arrivando. Siamo pronti per aggiungere le verdure. Metto tutto tranne il finocchietto, che aggiungo proprio all'ultimo, così che sprigioni tutto il suo sapore nella piena intensità. Aggiungo le verdure, la bieta. Quasi dimenticavo, signori, è giunto il momento di aggiungere il sale, importantissimo. Andiamo ad aggiungere le verdure, che come vi dicevo sembrano tante, ma in realtà si sfalderanno del tutto. La cicoria con le fave sta benissimo, perché col suo amarostico bilancia la naturale dolcezza delle fave. E aggiungiamo anche le foglie di senape selvatica. Elimino i gambi. Molto bene, continuiamo a cuocere il macco, ci vorrà ancora un'altra mezz'oretta. Rieccoci, trascorsa un'altra mezz'oretta, il macco ha raggiunto la consistenza ideale. Possiamo aggiungere il finocchietto, che tagliamo a pezzetti, e voilà, kishauru. Giusto qualche minuto affinché sono distratta, perché c'è mia madre dietro di me che adesso sta passando. Vieni qua! Tommy è il ragazzo che monta il video, vieni. Non vieni nel video, no, ora glielo chiedi a lui direttamente. Tommy, lei è mia madre. Mamma, lo sto facendo bene il macco? Sì. Come la nonna? Sì. Devi dire anche l'odore è uguale. Devi dire qualcosa. Non mi riprendere. Non la mette nel video.
Va bene, riprendiamo. Giusto qualche minuto affinché il finocchietto insaporisca il macco, e in realtà con la consistenza ideale si può mangiare così, no? Come se fosse una minestra, una vellutata. Noi però ci andiamo a calare la pasta, che tradizionalmente è lo spaghetto spezzato. La cuociamo direttamente all'interno della minestra e per arrivare a cottura probabilmente servirà aggiungere dell'acqua bollente, che io ho lì, qui guardate, preparata accanto, così che possa portare a cottura la pasta cuocendola, risottandola all'interno. Vado in segretuccio. Calategliene almeno una porzione in più, perché quando vi resta, una volta raffreddata, si può panare e friggere. Il macco fritto è una cosa spettacolare, ma io non ho detto niente. Tempo di cottura e ce la mangiamo. Signori miei, il macco di fave è pronto. Deve essere così, bello asciutto, bello azzeccoso. Un giro d'olio a crudo. Abbiamo messo solo quello all'inizio, mia nonna in cottura gliene avrebbe messo tipo un altro litro. Assaggiamo. E niente ragazzi, è proprio il macco di nonna Maria. Come direbbe Cannavacciuolo, questo qui, per capirlo, bisogna assaggiarlo.